Per la guida ai campionati siamo con mister Giuseppe Ton. Mister, buonissima prova a Castello di Godero. Oggi non avete sicuramente demeritato. Sono convinto che abbiamo cercato di giocare come d'altronde facciamo da tempo e abbiamo incontrato un'ottima squadra che ci ha creato anche delle difficoltà, ma abbiamo sempre ribattuto giocando, cercando di non buttare la palla. Quindi il risultato ci ha penalizzati forse un po', però la Fiorentina non ha rubato nulla, ci poteva stare un risultato diverso anche a nostro favore, ma diciamo che la prestazione è stata buona e bisogna continuare su questa strada e cercando di trovare un po' di fiducia e sicurezza nelle nostre giocate perché qualche volta abbiamo regalato con palla nostra, abbiamo regalato delle situazioni favorevoli agli avversari. Però questo è il nostro DNA, cerchiamo sempre di uscire, di costruire, di non giocare sull'errore dell'avversario e purtroppo ogni tanto succede che vieni penalizzato. Mi è piaciuto comunque lo spirito perché fino alla fine i ragazzi hanno lottato, hanno dato veramente tutto. Eh, Qualche defezione abbiamo avuto all'ultimo momento, però rimpiazzata benissimo da quelli che sono scesi in campo, insomma, quindi Infatti, il gruppo sta crescendo e sono convinto che in futuro migliorerà e arriveranno anche i risultati. infatti hai sacrificato Spader in difesa per l'infortunio di Marson. Sì, Nicolas è ormai da qualche partita che sta giocando lì e sta avendo ottimi risultati, anche perché comunque dobbiamo fare i conti sempre con i fuori quota che dobbiamo schierare. Tra parentesi, insomma, Anselmi ormai ha fatto due presenze è un ragazzo del 98, quindi ci può dare motivo di soddisfazione anche questo, insomma, che si è giocato pochi minuti oggi, domenica si è comportato molto bene. E appunto dobbiamo fare i conti con i fuori quota, probabilmente Nicolas avrebbe giocato lo stesso lì, ma sono avuto un infortunio venerdì sera, lui voleva scendere in campo, però non me la sentivo di mettere a repentaglio le sue condizioni fisiche in vista anche di una settimana dove c'è la Coppa e poi una bella trasferta a Treviso. Infatti lo scorso anno, parlando proprio di giovani, ne hai testati moltissimi, ne sono rientrati tanti e sono tutti qui a disposizione. Quindi una squadra veramente molto giovane quest'anno. Sì, questa è la politica che la società ha scelto e io ho appoggiato, mi va bene così, far crescere questi ragazzi. Qualcuno sicuramente darà delle soddisfazioni, ne sono sicuro perché in allenamento stanno lavorando molto bene e prima o poi il lavoro paga. Di questo ne sono certo. Non abbiamo nessuna preclusione nei riguardi dei giovani, anzi stiamo cercando di fare un lavoro coordinato anche nel basso e il settore giovanile in questo momento sta facendo molto bene. Ieri la riunione sarà un piacere vederla e si vede che c'è una bella mano, c'è un lavoro dietro, gli allievi stanno comportando bene, tutto il settore giovanile secondo me sta intraprendendo una strada corretta e quindi noi siamo qua per valorizzare tutto il lavoro che c'è dietro. Tornando un attimo alla partita, un'ultima domanda. Due occasioni nitide con Scarabelli, il piattone, e il Monti di testa e l'occasionissima al 91esimo di Morbioli. Sì, quelli sono episodi, sono un po' dettagli, anche se l'ultima occasione è stata costruita veramente bene con la loro squadra schierata, abbiamo fatto un'azione costruita a palla a terra, ci siamo presentati dentro l'area a calciare, Morbioli ha avuto un attimo di esitazione, non si è fidato del sinistro, ha cercato il primo palo, però queste sono situazioni che più avanti saranno concretizzate. Di sicuro anche Andrea Morbioli ha avuto una preparazione un po' intervallata da qualche problema fisico, ha fatto 3 giorni di ospedale prima della prima partita di Coppa Italia, quindi della seconda, tra la prima e la seconda. Quindi deve recuperare anche lui la migliore condizione, ma Andrea è un ragazzo di valore, Luca Monti ha dimostrato che sa giocare a calcio, sa dialogare, sa giocare per la squadra, gli manca probabilmente ancora un po' di condizione perché è 2 partite e mezzo che gioca con noi, insomma questo bisogna metterlo in conto, ci vuole del tempo e siamo qui per questo e non ne perdiamo perché veramente in allenamento questi ragazzi danno sempre tanto, danno gratificazione, è bello allenarli e quindi cresceranno. Anche chi è arrivato un po' dopo, tipo Luca, tipo Celanti, avranno sicuramente motivo di ritagliarsi spazi e gratificazioni.
Ultimissima, domenica Treviso che ha perso anche oggi con l'Ia Piave 2-1, ricordando il 2-0 nostro dello scorso anno. No, e noi ricordiamo il 2-0 fine a se stesso perché è stata una cosa dello scorso anno, quello che è stato fatto dello scorso anno è andato bene e dobbiamo guardare avanti. Treviso ha perso anche oggi, ha perso la prima partita, è cambiato la prima pareggiata e è un'ottima squadra, l'abbiamo visti al torneo di Cappella, ma noi andiamo lì per giocarci la partita con le nostre armi, confido nel nostro entusiasmo, nella voglia di dimostrare dei ragazzi che si meritano un palcoscenico del genere, sarà stimolante. L'altro anno abbiamo fatto una bella cosa perché in 10 per un'ora sì, ci siamo tolti una bella soddisfazione. Quest'anno è un'altra musica, un'altra squadra loro, altre condizioni ambientali e noi andiamo a giocarci la gara con grande personalità secondo me. Andrea, primo gol stagionale qui al Barison, primo gol stagionale della squadra, anche se è venuta su rigore davanti al proprio pubblico, ma che occasione al 91esimo. Sì, è stata un po' così, cioè in realtà non riuscivo a calciarla di prima, volevo calciarla di prima, soltanto che la palla era troppo veloce, aveva appena piovuto, è schizzata, ho dovuto stopparla, ho perso l'attimo e vabbè, è andata così, ormai guardiamo avanti, cosa possiamo fare? Guardiamo avanti, guardiamo la prossima partita, speriamo di cercare di fare la stessa prestazione di oggi, che comunque è stata una buona prestazione, basta un attimo limare qualche errore, secondo me, e siamo sulla giusta strada. Domenica si va a Treviso ricordando il 2-0 del Vittorio Veneto lo scorso anno. È un buon proposito, visto anche l'atteggiamento di oggi. Sì, 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 come ti ho appena detto, secondo me la squadra c'è da limare qualche piccola imprecisione, secondo me, che ci possono stare comunque, tipo oggi l'occasione del gol, vabbè, ci può stare, però secondo me possiamo andare là e dire la nostra senza nessun problema, senza aver paura di nessuno, insomma. Treviso che ha perso anche oggi a San Donà 2-1. Sì, No, scusa, contro il Lia Piave. sì, sono due buone squadre, sia Treviso che gli Piave, quindi sono là per giocarsela, secondo me. Noi guardiamo in casa nostra, degli altri non ci interessa tanto, noi andiamo là, facciamo il nostro gioco e cerchiamo di fare la partita. Grazie Andrea. Prego, ciao. Siamo con Mister Bertan. Mister, siete in testa al campionato dopo la seconda giornata appaiati. Sì, beh, sicuramente molto contenti della prestazione che abbiamo fatto. Sapevamo che qui trovavamo una squadra che giocava a calcio, sempre giocato, il loro mister lo conosciamo, è una persona molto preparata, quindi avevamo paura di questa partita. Siamo venuti qui a viso aperto, siamo partiti secondo me molto bene, poi ci siamo un attimino disuniti. Questo per merito anche del Vittorio Vento che piano piano è uscito, è sempre difficile giocare qui perché è una squadra molto organizzata. Quindi siamo sicuramente molto contenti della prestazione, che abbiamo rischiato comunque sempre poco. E adesso essere primi è una cosa un po' inaspettata, e poi dopo due partite non bisogna certo montarci la testa. Noi sappiamo di essere una squadra che una rompiscatole, tra virgolette, quindi speriamo di esserlo fino alla fine. Adesso ci portiamo a casa queste due vittorie, siamo molto contenti, ma sappiamo che ci sono realtà che hanno speso più di noi e che sono attrezzate e verranno sicuramente fuori. Cerchiamo di essere rompiscatole fino alla fine.